Bentornati e bentrovati a Storie. Questa settimana abbiamo dedicato il nostro approfondimento quotidiano a comprendere il processo che porta nel VI secolo a.C. alla nascita della filosofia. Qualcuno potrebbe alzare la manina e dire: ma io avevo sentito dire che la filosofia nasceva dalla meraviglia. Avevo sentito dire, era anche molto bella a livello poetico, che la filosofia nasceva dal fatto che l'uomo si meravigliava. Meravigliarsi deriva da mirror, quindi si stupiva del fatto che le cose ci fossero, e questo stupore metteva in moto delle domande che lo facevano andare un po' più a fondo della propria umanità, con uno strumento innovativo che non era quello del mito ma era quello della ragione. Ecco, in queste 3 frasette ho condensato quello che normalmente si insegna anche in un liceo, anche in una scuola. Il punto però è che questa definizione di origine della filosofia la dà Aristotele. Aristotele a un certo punto dice: la filosofia nasce dalla meraviglia. Lo dice al termine di un percorso che parte con i filosofi prima di Socrate, con Socrate, su cui ci sono un sacco di domande da porsi, con Platone, e che culmina appunto con Aristotele. Quindi possiamo dire che quello che dice Aristotele è in qualche modo una concettualizzazione, cioè è il modo di dire qualcosa che è avvenuto con un concetto. È una concettualizzazione di un processo molto più ampio. Quello che Aristotele chiama meraviglia in realtà è una nuova consapevolezza della realtà che nell'uomo del VI secolo sorge a fronte non soltanto di cambiamenti economici, sociali e politici, che sono, lo ricordiamo, il crollo delle monarchie centrali, la nascita delle città, la nascita delle colonie a Oriente e Occidente, la loro stabilizzazione politica e sociale. Non è soltanto questo, non è una storia mossa da fattori eminentemente esogeni, da fattori eminentemente politici o economici. Non è una storia marxista quella che stiamo raccontando. Quella che stiamo raccontando è la storia di una coscienza che si sviluppa all'interno di un percorso storico per un processo in cui la società e quello che succede a livello economico e politico ci mettono un pezzo, ma in cui il pezzo più grande deriva proprio dal tempo con cui l'uomo finalmente matura e riesce a comprendere cose che prima non riusciva a comprendere. Riesce a comprendere la realtà ad un livello di profondità maggiore, e questo livello di profondità maggiore non gli deriva da una riforma. Questo livello di profondità maggiore non gli deriva da un assetto economico, ma gli deriva da alcune scoperte che l'uomo fa nella sua esperienza. La scoperta della complessità, dettata dalla scrittura, la scoperta della legge, dettata dal fatto che sempre più leggi di città si assomigliavano, quindi la legge universale, e la scoperta del valore, dettata dal lento passaggio dal baratto alla moneta. Queste scoperte all'interno dell'esperienza umana favoriscono il crescere, il porsi di una riflessione che non sia eminentemente immanente, cioè relativa alla realtà, ma che comincia a essere trascendente, cioè capace di andare al di là della realtà, per raggiungere un livello di sapienza e di saggezza prima mai visto. Sono i primi filosofi, ne dobbiamo parlare a lungo e lo faremo qui a Storie la settimana prossima.